benvenuti in una nuova puntata del Salotto di Pamela. Io come sempre sono felicissima di darvi il benvenuto qui su Televenezia in questo spazio meraviglioso realizzato in modalità totalmente sostenibile ed ecologica. Per chi non sa, dall'altra parte, questo spazio nasce come dialogo e confronto dove ogni ospite è libero di raccontare la sua propria storia, il proprio percorso e la passione che li guida ogni giorno, raccontandoci insieme a noi come siano riusciti a trasformare le proprie idee in progetti concreti. Intanto anche saluto a tutti i brasiliani que stanno guardando in streaming in questo momento. Saudações a todos os brasileiros que estão olhando nessa noite maravilhosa de domingo e boa noite para vocês. Beijo. Pronti per iniziare, pronti per presentare i nostri ospiti, che ringrazio nuovamente anche di essere qui con noi, di aver accettato anche il nostro invito. Partiamo col primo ospite, abbiamo qui con noi Renato Povelato, presidente dell'Associazione Sovranazionale del Popolo Veneto, oggi però in qualità del presidente del marchio Made in Veneto, quindi un marchio certificato che promuove i prodotti delle aziende venete. Buonasera signor Renato, grazie di essere qui con noi. Buonasera. Poi abbiamo Sebastiano Baseggio, titolare dell'agriturismo Basei nel cuore del Montello, dove propone cucina tradizionale legata al bosco della Serenissima. Buonasera signor Sebastiano. Buonasera, grazie dell'invito. Dopodiché vi presento Alessandro Tosato di Gardiplast, azienda che si trova appunto a Scorzè, specializzata nella lavorazione della plastica con tecnologie di ultima generazione. Buonasera, signor Alessandro. Grazie, buonasera, grazie per l'invito. E poi abbiamo Francesca Salvan dell'azienda Salvan Vigne del Pigozzo, con sede a Due Carrere, a piedi dei Colli Euganei. Come sempre anche grazie anche a lei signora Francesca di essere qui con noi, è veramente un onore. Ringrazio tutti gli ospiti e poi ovviamente qui non può mai mancare la musica, direttamente facciamo un salto ai Caraibi, sono venuti a trovarci Agua Salsa, che dopo vedremo come ci balleranno un pochino di salsa, dai, sarà veramente da divertirsi. Io sono pronta per cominciare, ho preparato alcune domande per i nostri ospiti perché giustamente io sono quella curiosa e so che lo siete anche voi. Partiamo col primo ospite, Renato Povelato, come vi ho detto prima oggi in veste della qualità di presidente del marchio Made in Veneto, in cui un marchio che certifica e promuove i prodotti delle aziende venete. Signor Renato, allora, per chi dall'altra parte giustamente non sa che cos'è il marchio Made in Veneto, quali valori rappresenta questo marchio? Intanto buonasera a tutti e grazie a Televenezia e grazie a te Pamela per l'invito in questa bellissima trasmissione. Allora, l'idea è nata, io ero stato qui qualche mese fa in veste di presidente dell'associazione del Popolo Veneto, perché noi partecipiamo ai forum all'ONU, ai lavori appunto del forum dell'ONU di Ginevra, e avevo visto che oltre a, perché da fuori noi vediamo l'ONU come un ente di stati, però lì fanno anche diverse altre tipologie di interventi tra gli stati. E c'è uno spazio anche dove lo dedicano praticamente agli stati e alle associazioni di questi stati, dove portano i loro prodotti e fanno promozione dei loro prodotti. Io ho detto, bellissima idea. Da lì è nato, perché non fare un marchio anche per il nostro popolo, per i veneti, e allora appunto, scusate, mi sono informato e c'è stata la possibilità di registrare, infatti io l'ho registrato all'Unione Europea, di registrare il marchio Made in Veneto. Perché? Perché questo marchio può tutelare e anche promuovere le nostre aziende venete e i nostri prodotti veneti, anche perché in un mondo globalizzato oramai è difficile anche andare a individuare il prodotto, soprattutto la provenienza, da chi è fatto, e quindi questo marchio, attraverso anche, abbiamo fatto un portale dove adesso inseriremo tutte le aziende che vogliono essere inserite, in modo appunto chi vuole vedere tutte le aziende venete attraverso questo portale può avere appunto un portale dove andare a verificare sia le aziende ma soprattutto anche i prodotti. Può essere da stimolo anche le aziende, perché possono appunto presentare in questo spazio, dove hanno uno spazio nel portale dove mettere praticamente
di specificare i loro prodotti, la loro storia della loro azienda e soprattutto anche far conoscere quello che fanno, la loro attività, la loro storia. Quindi questa è stata l'idea. Adesso praticamente questo portale sarà a disposizione, dopo la fine di solito appunto daremo i nostri riferimenti a tutte le aziende che vogliono essere inserite per avere appunto questa visione della loro azienda in questo portale. E signor Renato, quali sono i vantaggi concreti che offre questo marchio per le aziende in cui lo adottano? Beh, soprattutto di una garanzia del prodotto dell'azienda, che è un'azienda veneta, di Veneti, e soprattutto appunto anche, per esempio, il marchio è possibile anche inserirlo nel prodotto, cioè l'azienda che fa il prodotto può inserire anche nell'etichetta oppure anche nei propri biglietti da visita, nei propri soci, il marchio Made in Veneto, che appunto dà garanzia anche sia dell'azienda veneta e anche e soprattutto del prodotto. Quindi la gente, vedendo anche il marchio Made in Veneto, ha più garanzia sul prodotto, soprattutto da dove arriva e da chi lo fa. E questo marchio è pensato anche per i mercati internazionali? Sicuramente, perché appunto l'idea è quella anche dopo di promuovere a livello il portale, il sito internet in tutto il mondo, e anche di, mentre per esempio attualmente partecipare alle fiere per le piccole aziende magari è difficile perché ci sono dei costi molto alti, le trasferte sono lunghe, magari di partecipare anche a queste fiere internazionali o nazionali attraverso uno stand di Made in Veneto, dove possiamo raggruppare magari un po' di aziende in modo anche da dividere i costi tra le aziende, quindi che anche le aziende possano partecipare a queste fiere e a far conoscere le proprie aziende e i propri prodotti. Certo, è bello comunque questa cosa anche che proponete appunto l'evento, perché così le persone dall'altra parte possono conoscere questo marchio veramente importante del Made in Veneto. Complimenti, Grazie. complimenti signor Renato. Passo la parola appunto a Sebastiano Baseggio, titolare dell'agriturismo Basei, direttamente dal cuore di Montello, è venuto a trovarci e ci ha portato queste prelibatezze. Tutto bene, signor Sebastiano? Tutto bene, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Ci racconti un po' la sua storia, di come è nata appunto la sua attività? La nostra storia nasce attorno agli anni 50 con i miei nonni che fondano l'azienda agricola, inizialmente con la coltivazione di terreni e l'allevamento di bestiame, e successivamente con l'entrata in azienda di mio padre con i fratelli c'è stato uno sviluppo fino ad arrivare agli anni 90, in cui mio padre inizia anche a piantare dei terreni a vino, per la produzione di vino, e nel 96 per la precisione con la creazione dell'agriturismo, con la ristorazione per accogliere dei clienti e far assaggiare magari i nostri prodotti e cosa possiamo proporre alla clientela. So che anche appunto, scusi, la vostra cucina tradizionale comunque è anche legata al bosco della Serenissima. Sì, diciamo che noi siamo nella zona del Montello, nella presa 16, con la facciata che guarda la pianura e anche Venezia, e situato proprio nella zona dove una volta la Repubblica della Serenissima andava a prendere il legname per costruire le imbarcazioni o le città, insomma quello che aveva bisogno, e noi ci troviamo proprio in quella zona della Serenissima. E da lì infatti poi è partito anche un progetto avviato da poco di una linea di vini, si chiama proprio Bosco della Serenissima, e niente, poi con l'entrata in attività di noi figli c'è stata anche un'evoluzione riguardo alle fattorie didattiche o altri progetti che stiamo portando avanti, e stiamo già preparando la futura generazione, diciamo, perché mio fratello ha 2 bambini, quindi 2 nipoti, noi stiamo aspettando una bambina, quindi ci stiamo già preparando per il futuro. Grazie. Congratulazioni. Grazie. E se le chiedessi invece qual è il legame che con questo luogo così ricco di storia e tradizione, secondo lei? Qual è il legame che più vi rappresenta? Ma credo che noi cerchiamo di rimanere molto autentici sia nei prodotti che proponiamo, sia legati alla tradizione che al buon cibo, e cerchiamo di utilizzare tutti gli ingredienti freschi fatti da noi e salutari, quindi penso che questo sia un fattore importante anche per la clientela che viene a trovarci,
e cercando di offrire sempre questo standard di qualità, diciamo. E diciamo il piatto che più vi identifica qual è? Beh, allora, ne abbiamo diversi. Direi che se vogliamo fare una scaletta partiamo dagli antipasti, in cui proponiamo molti dei nostri insaccati o affettati che produciamo direttamente noi in azienda, passando per la pasta fresca con i nostri sughi, penso all'anatra, al cinghiale, e poi finendo con la grigliata e lo spiedo, che sono, diciamo, il nostro cavallo di battaglia, oltre a altri piatti più tradizionali che possono essere dei cibi in umido tipo l'oca, l'anatra o spezzatini classici, cose della tradizione, insomma. E qual è invece il valore che volevate trasmettere quando avete deciso di intraprendervi appunto in questo agriturismo? Qual è il valore che volete Penso il mostrare? valore della convivialità, perché sia mia nonna prima e mio padre poi con la realizzazione dell'agriturismo avevano sempre questo desiderio di stare in mezzo alla gente, di proporre le loro idee, e quindi penso sia stato questo il motivo principale che ha portato poi alla creazione dell'agriturismo da parte di mio padre. Di stare in mezzo alla gente, diciamo, e condividere momenti felici. So che comunque ci ha portato appunto qualche insaccato, qualche magari verdura che poi comunque ci andrà qui sottacito. abbiamo alcuni dei nostri prodotti. Anche il pane lo fate voi? Il pane lo facciamo noi nel forno a legna, e a breve inizieremo anche con le focacce pasquali, che sono ancora ricette di mia nonna, quindi le portiamo avanti di tradizione. E quando si parla della nonna sì, si va sul sicuro. Va bene, grazie Sebastiano, poi comunque approfondiremo ancora di più. Adesso passo la parola a Alessandro Tosato, come vi ho detto prima, di Gardiplast, azienda di Scorzè specializzata nella lavorazione della plastica con tecnologie di ultima generazione. Buonasera nuovamente signor Alessandro, ma una domanda molto semplice: come nasce Gardiplast? Allora, Gardiplast, io entro in Gardiplast come dipendente, nel senso che il mio percorso professionale inizia a 17 anni presso un'azienda di Novale, la Cecombambole, in cui inizio nello stampaggio e il soffiaggio della materia plastica e nei meccanismi delle bambole camminanti. Lì ho un percorso meraviglioso in cui ho tantissime persone di un certo valore che mi aiutano nel mio percorso lavorativo, e dopo un paio d'anni comincia a esserci un po' la crisi e mi viene proposto di entrare su un'aziendina piccola, la Gardiplast, che aveva proprio 2 pressetti di stampaggio. Entro come dipendente, si inizia a lavorare e dopo diversi anni mi viene proposto di diventare socio. Teniamo conto che avevo 25 anni, perciò anni un po' difficili, mi ero appena sposato, la casa, la moglie, perciò una decisione importante, ipoteco la casa pur di entrare a far parte di questa società, di questo sogno che io vedevo. E lì inizia un percorso lavorativo meraviglioso, non potevo pensare di meglio, nel senso che si apre un mondo in cui tocco tantissimi settori, perciò dalle automazioni ai cancelli elettrici, a mobiliti per parrucchiere, cerniere per porte, aria condizionata, perciò tocchiamo tantissimi settori e ho l'occasione proprio di entrare nelle aziende, di confrontarmi con clienti, uffici tecnici, per portare i loro sogni e le loro idee fisicamente nel pezzo di plastica. Noi siamo un'aziendina terzista, perciò noi lavoriamo per i clienti, prendiamo le loro idee, le trasformiamo in stampi in acciaio e produciamo i pezzi che dopo vengono assemblati nei loro prodotti finali. La nostra forza è quella della flessibilità ed è quella anche di ricercare costantemente nel mercato materiali innovativi. Ho portato dei pezzi, noi ci siamo anni fa addentrati nelle Liquiwood, che in parole povere è un legno liquido, è un materiale che viene preso dalla lignina, è stato dalla lignina con delle resine, e siamo riusciti a fare dei prodotti che sono totalmente compostabili, cioè io prendo il pezzo, lo metto sul compostore e viene totalmente rigenerato. Perciò la nostra forza è proprio quella di proporre ai nostri clienti materiali innovativi e con molta umiltà affiancarli per portare i progetti a termine. E
E come nasce l'idea di un cliente? Viene nell'azienda Gardiplast, fa un confronto con lei, cioè come nasce? Allora, diciamo che noi a livello commerciale andiamo sulle fiere di tutti i settori, in cui magari abbiamo il nostro cliente, andiamo a vedere i competitor, quello che c'è sul mercato, perché se io devo seguire un cliente devo capire il progetto, devo capire il mercato. Nel momento in cui vediamo, ci proponiamo a altri clienti e in quel momento scatta magari dall'ufficio tecnico con l'ufficio acquisti un confronto su un progetto in cui noi ci confrontiamo in base alla nostra esperienza per dare il massimo per produrre il pezzo. E in che modo le nuove tecnologie hanno cambiato il vostro modo appunto di produrre, secondo me? Allora, diciamo, noi abbiamo spinto tantissimo con la 4.0, un po' con la 5.0 che è venuta fuori adesso, di macchine di ultima generazione con robot, in modo da poter produrre nel miglior modo possibile, con una qualità massima, a un prezzo basso. Dobbiamo sempre tenere conto che l'Italia fa fatica ormai a proporre prodotti a prezzi competitivi. Siamo costosi sia nelle materie prime, sia nel personale e nell'energia. Perciò diciamo che noi supportiamo i nostri clienti cercando di dare il prodotto con la massima qualità e il prezzo più basso, in modo che possano essere competitivi nel mercato sia nazionale ma soprattutto internazionale. E quali sono solitamente le tempistiche? Allora, un piccolo pezzo, diciamo. Allora nel momento in cui dal cliente abbiamo un 3D, perciò abbiamo già il prodotto definito, e normalmente passano da 2-3 mesi per avere la prima campionatura, dopodiché normalmente si fanno i piccoli aggiustamenti, verifichiamo che tutto sia perfettamente, e dalla prima campionatura dopo già un paio di giorni siamo in grado di produrre. Ok, grazie signor Alessandro. Grazie. Dopo comunque le chiederò cosa vi distingue dalle altre concorrenze appunto nella parte del settore del Veneto. Passo la parola appunto a Francesca Salvan dell'azienda Salvan a Vigne del Pigozzo, con sede a Due Carrere, ai piedi dei Colli Euganei. Buonasera. Buonasera, Francesca. grazie per l'invito, sono Grazie. contenta di essere qui. Grazie a lei di averlo accettato. Ma signora Francesca, quanta storia c'è in tutta, diciamo, in questa terra dei Colli Euganei, no? Allora, nei Colli Euganei ci sono millenni di storia e nella nostra azienda ce n'è un piccolo pezzetto. Ecco, la nostra azienda è stata fondata nel 1913 dal mio bisnonno, che si chiamava Dionisio, quindi un nome un po' premonitore. Al tempo era un'azienda mista, che quindi aveva il bestiame, aveva i cereali e c'è sempre stata l'uva da vino, e poi dai primi anni 90 ci siamo specializzati solo nel vino. Ecco, quindi adesso siamo un'azienda prettamente vitivinicola con produzione di vino, e da qualche anno abbiamo anche introdotto l'enoturismo, quindi abbiamo molta attenzione a chi ci viene a trovare in cantina per fargli scoprire non solo il vino, ma tutto quello che ruota intorno al mondo del vino. Tutto il territorio. Esatto, sì. Tutto il vostro territorio. Quindi questa sua passione è nata appunto dalla famiglia, tramandata dalla famiglia. Certo, una passione che è nata in famiglia, no? Come la maggior parte delle aziende familiari si viene un po', c'è un imprinting praticamente dalla nascita, e sta proseguendo bene, insomma, quindi sono molto contenta di proseguire questo percorso, perché è un percorso credo molto stimolante, molto affascinante, perché non si tratta solo di produrre qualcosa, ma di raccontare e di tramandare dei valori che stanno nell'agricoltura e in senso lato, e nel mondo del vino, della convivialità e della cultura, ecco, della cultura veneta e italiana in genere. E cosa rende unico questo territorio dal punto di vista enologico? Allora, ecco, io premetto, noi siamo all'incrocio tra due zone DOC, la zona DOC Colli Euganei, che è una zona, ha un terreno di origine vulcanica che dà sicuramente un valore aggiunto non da poco ai vini, e la zona DOC di OCG Bagnoli, che è un po' meno conosciuta, e nella zona DOC Bagnoli c'è un vitigno che si chiama Friularo, che è l'ultima vendemmia d'Italia. Il Friularo, una varietà che è molto simile a Raposo Piave, che si trova in provincia di Treviso, una varietà molto tardiva, appunto, che si vendemmia molto tardi,
ed era molto apprezzata, no, visto che siamo a Venezia, racconto questo, era molto apprezzata dalla Repubblica Serenissima questa varietà perché dava dei vini di grande longevità. Tant'è che usavano portare il Friularo nelle navi e lo chiamavano vino da viaggio, perché non si guastava e poteva durare senza problemi per molto tempo. Ecco. Poi per il Friularo abbiamo proposto anche delle interpretazioni più moderne. La tradizione è di produrre un vino rosso fermo e ne abbiamo anche una versione rosata spumante che si chiama Summertime, che è più adatta a un consumo più facile, più fresco, ecco, e anche più estivo visto il nome. E parallelamente nella DOC Bagnoli di interessante sono registrate tutta una serie di antiche varietà che si trovavano fino a metà Ottocento un po' in tutto il Veneto, erano state un po' messe da parte a favore di Merlot e Cabernet che si sono diffuse molto, no, nella nostra regione, parlo soprattutto delle varietà rosse, e negli ultimi 20-30 anni sono state riproposte da diverse aziende vitivinicole e noi ne abbiamo diverse ancora in fase sperimentale, ecco, perché sono varietà che si usavano una volta, poi sono state abbandonate per vari motivi e adesso per qualcuna stiamo trovando un po' una collocazione, qualcuna deve ancora trovare un'interpretazione più adatta ai gusti moderni, ecco, diciamo sono tutte varietà molto rustiche, un po' grezze, che devono un po' trovare un loro mondo. Ecco, e ho portato la Turchetta, che è una varietà che è stata recuperata in provincia di Rovigo ed è davvero molto interessante. E siamo tra i pochissimi che ce l'hanno al momento in Veneto, ma insomma auguro alla Turchetta, siccome è un vino molto interessante, di trovare altri appassionati che vogliono produrla. Insomma, non siamo gelosi, quindi siamo contenti. Grazie signora Francesca, poi comunque mi spiegherà quali sono le esperienze che proponete per chi visita la vostra cantina. Certo. Noi adesso ci fermiamo un attimo, poi torniamo con Agua Salsa, che faremo diciamo un tuffo ai Caraibi, parleremo un pochino. Ci vediamo tra poco, ora mandiamo in pubblicità.